vi do intanto il mio saluto, il saluto di Indip e il saluto insomma degli enti promotori, ma poi avremo occasione di ascoltare anche i rappresentanti del forum del terzo settore presenti oggi. E grazie anche ad ANCI per il contributo e la partnership ANCI Veneto a questo webinar. Oggi le iscrizioni di questo doppio appuntamento, 11 dicembre e 21 gennaio, sono complessivamente 419. Ci verrebbe da dire che più che un webinar, un incontro, è una sorta di mobilitazione, quella di oggi, no? Una mobilitazione che guarda un po' al futuro. Di questi 419 partecipanti iscritti a questi webinar, 2/3 sono operatori, dirigenti, persone del terzo settore, del volontariato, di fondazioni, della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, e 1/3 dei partecipanti invece viene dal mondo degli enti locali, dei servizi locali, dei comuni in particolare, ma anche delle ASL. Ci siamo riscoperti vulnerabili in questo momento e abbiamo bisogno proprio di immaginare insieme. Questo mi viene da pensare rispetto alla giornata di oggi, e segna questa grande voglia di immaginare insieme dei futuri possibili, non solo per gestire dei servizi. Certo, no? Quando parliamo di coprogettazione parliamo anche di gestione di servizi, ma per immaginarci le città possibili. E uso il plurale non a caso, perché non c'è una città unica di fronte a noi, no? Ma abbiamo la necessità proprio di immaginare le nostre città come tante città insieme, tante città plurali, per immaginarci questi futuri possibili, per immaginarci dentro a questa incertezza. Abbiamo bisogno però anche di strumenti di lavoro comuni. E rischiamo di vivere la coprogettazione semplicemente come un passaggio amministrativo, oppure in forme evocative, no? Tutto ciò che è coprogettazione è bello, è facile, viene facile e ci aiuta, no? Sono fatiche messe in campo proprio per immaginarci città plurali e migliori.